Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Siamo annichiliti da un dolore profondissimo e inaspettato, parla la madre di Cristiano Giamporcaro, il giovane sub ferito mortalmente dalle eliche di un gommone a Lampedusa, disposta l'autopsia, si indaga per omicidio nautico. Etna in eruzione, emergenza senza fine all'aeroporto di Catania, voli in arrivo sospesi fino alle 21, difficoltà anche nelle partenze, viaggiatori stremati da ore di attesa e mancanza di notizie. Catania, atti sessuali con un ragazzino di 13 anni adescato in piazza Abramo Lincoln e violentato in auto, arrestato un uomo già indagato per abusi su minori. Caso Anfas, disabili maltrattati, una struttura socio-assistenziale di Modica, arrestato e messo ai domiciliari il presidente dell'associazione e un suo collaboratore. Per 5 scatta l'interdizione dal lavoro. Sanità, difficile abbattere le liste di attesa, l'ASP di Trapani cerca specialisti esterni, sono 24.000 le prestazioni arretrate. La passione di Tommaso, un piccolo puparo di 9 anni in casa a Biancavilla, ne custodisce 74 e sogna di portarli in giro per rinnovare la tradizione siciliana. Calcio, corsa contro il tempo in casa Catania per il nodo fideiussione, in caso di mancato adempimento sarebbe penalizzazione. Il Palermo in Australia domani affronterà la Juventus sul mercato, Ostia al lavoro per definire alcune cessioni. Ben trovati, lo strazio di una madre che ha perso un figlio e l'emergenza senza fine all'aeroporto di Catania dove sussistono i disagi con i voli sospesi sino alle 21. Queste le due notizie in primo piano nel nostro telegiornale, ma partiamo dalla tragedia avvenuta nelle acque di Lampedusa. Siamo annichiliti da un dolore inaspettato e profondissimo. Abbiamo raggiunto al telefono la madre di Cristiano Giamporcaro, il giovane regista nisseno investito e ferito mortalmente dalle eliche di un gommone durante un'immersione a Lampedusa. È stata disposta l'autopsia, si continua ad indagare, l'accusa per chi lo ha investito è di omicidio nautico. Sotto accusa ci sono 2 turisti milanesi che erano a bordo del gommone. Rita Cinardi. Una famiglia impietrita, annichilita da un dolore inaspettato e profondissimo, sono le parole con cui Marina Castiglione descrive quel che resta dopo l'ultimo saluto al figlio Cristiano Giamporcaro, il giovane regista nisseno di 29 anni, morto durante un'immersione nelle acque di Lampedusa. La professoressa dell'Università di Palermo ha raggiunto Porto Empedocle, dove si trova la salma, insieme al marito, l'ingegnere Ruben Giamporcaro. Un ultimo abbraccio al figlio mentre proseguono le indagini per ricostruire cosa sia accaduto sabato pomeriggio a Punta Sottile. Noi abbiamo le notizie che ci sono state date ieri dalla Capitaneria all'interno dell'obitorio del cimitero, quindi poche cose. Sapevamo che Cristiano era a 20 metri dalla battigia, ma lui era sempre prudentissimo, lui ha cominciato ad andare sott'acqua che aveva 8 anni, poco dopo è passato un motoscafo a grande velocità. Petra non ha visto più Cristiano, non l'ha visto riemergere, ha cominciato a gridare, ma insomma sono riusciti a recuperarlo soltanto dopo 3 ore dalla Capitaneria. Lui aveva regolarmente la boa, era regolarmente segnalato, ma non è stato sufficiente. La famiglia si è affidata all'avvocato Sergio Iacona e attende adesso l'autopsia che dovrà chiarire le cause esatte della morte. I turisti che si trovavano sul gommone sono indagati dalla procura di Agrigento, che ha aperto un'inchiesta per omicidio nautico, ma davanti a questa immane tragedia Marina Castiglione vuole lanciare un messaggio. Cristiano era un'anima rispettosa della natura, delle persone. La cosa che ci affligge è che questo stesso rispetto non c'è stato da parte di chi si stava divertendo. E come vi dicevamo in apertura, l'Etna continua ad emettere cenere ed è di nuovo chiuso fino alle 21 l'aeroporto di Catania, che sta vivendo un'emergenza continua. Lorena Dolci. I miei genitori sarebbero dovuti partire sabato mattina, il volo è stato cancellato, sono stati riposizionati a stamattina alle 10, il volo è stato cancellato e ad ora non sappiamo ancora che fine faranno i miei genitori, che sono anziani, nessuno sa dirci nulla. Siamo arrivati dall'Albania, dovevamo partire ieri sera a mezzanotte, siamo partiti alle 3:30. Dirottati a Palermo, siamo arrivati alle 3:30 a Palermo, abbiamo aspettato a Palermo fino alle 7 l'autobus che ci portasse qua a Catania con le bambine, il viaggio della speranza.
Con i gommoni forse arrivavamo prima. La maglietta parla da sola. Sono solo 2 delle tante storie che peschiamo tra i passeggeri stremati che bivaccano all'aeroporto di Catania. Dopo una breve riapertura sono di nuovo sospesi per cenere vulcanica gli atterraggi fino alle 17, ma in realtà nello scalo catanese non si arriva e non si parte. Non è buono così, non è trattamento buono. Io sono straniero, mi aspettano anche gente là, a Tel Aviv. Le compagnie, soprattutto le low cost, non brillano per assistenza. E in più adesso è arrivata la notizia che, dato che non è colpa nostra, però non abbiamo abbastanza cibo, diciamo, cibo e bevande disponibili per il tuo viaggio, quindi puoi sempre comunque prenderti il cibo e le bevande per conto tuo. Questo cornetto chi ve l'ha offerto? Le mie tasche. Ho acquistato anche i biglietti dell'autobus per il trasporto a Napoli, ma non sappiamo se ci verranno rimborsati, è ancora tutto in fase di valutazione. Preso d'assalto l'infopoint del comune di Catania, che si difende con un po' di ironia. Chiedono di tutto, anche quanto costano i taxi, e quando soprattutto smetterà l'Etna di stare in eruzione, questo è il massimo. E lei cosa risponde? Io rispondo che è una sfera di cristallo e quindi la consulto e gli darò al più presto il responso. E ribadiamo, pochi minuti fa è arrivato un nuovo aggiornamento, gli atterraggi sono sospesi all'aeroporto di Catania sino alle 21. E adesso sentiamo l'Istituto di Vulcanologia di Catania, monitora la situazione sul vulcano che è in continua evoluzione. Abbiamo sentito Stefano Branca, che è il direttore del Dipartimento Vulcani INGV. Sta proseguendo l'attività esplosiva con questa modesta emissione di cenere che comunque crea le problematiche all'aeroporto a causa del fatto che i venti soffiano verso sud. Prosegue l'emissione alle bocche effusive sempre con un basso tasso effusivo, e le colaterali che però sono leggermente avanzate, si trovano i fronti più avanzati a circa 1500 metri di quota all'altezza di Rocca Palomba, sempre all'interno della desertica Valle del Bove, e l'attività esplosiva proprio in queste ultime ore, questa mattina, si è intensificata, come si vede per esempio in questo grafico che è il numero degli eventi infrasonici, quindi proprio la parte esplosiva che ha un aumento soprattutto nella notte del 10, che comunque prosegue ancora intensa nella mattina del 6. E a Catania, ad Esca, un 13enne in piazza Lincoln lo fa salire in auto e lo molesta sessualmente. È stato arrestato un 36enne che era già stato denunciato per gli stessi reati. Luca Ciliberti. Avvicinava i ragazzini con le scuse più banali e attaccava a bottone, intrattenendo con loro discussioni per carpire la loro fiducia fino a farli salire in auto e abusare di loro. La polizia di Catania ha arrestato un 36enne della provincia di Messina accusato di atti sessuali con minorenni. Le indagini sono scattate dopo la denuncia dei genitori di un 13enne, i quali hanno raccontato che il figlio, mentre si trovava in piazza Abramo Lincoln a Catania, era stato avvicinato da uno sconosciuto qualificatosi con un nome di fantasia. L'uomo, dopo essersi accertato che il ragazzino non fosse accompagnato da adulti e aver instaurato una breve conversazione incentrata sul calcio, lo ha invitato a salire sulla sua macchina per poi appartarsi in una via poco trafficata nella zona di Vulcania, costringendolo a compiere atti sessuali. Acquisite le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona, gli agenti sono riusciti a individuare la macchina e il conducente. Dagli accertamenti è emerso che il 36enne, con precedenti per lo stesso reato, aveva continuato a girare in auto per la città per adescare minorenni. Qualche giorno dopo, infatti, il 36enne ha tentato di avvicinare con le stesse modalità un altro ragazzino, il quale però è riuscito a scappare ed allertare i suoi genitori, che hanno presentato denuncia. Il 36enne è stato arrestato e portato nel carcere di Piazza Lanza. Brutto incidente stradale la notte scorsa a Palermo. Una donna, percorrendo la parallela di Viale Regione Siciliana in direzione Trapani, aveva il braccio fuori dal finestrino che le si è incastrato nella ringhiera che limita la corsia del tram. L'arto le si è staccato, è stata soccorsa al personale del 118 e trasportata all'ospedale civico. E adesso è il caso Anfas di Modica, violenze, farmaci e gravi carenze igieniche. A distanza di alcuni giorni dall'esecuzione delle misure cautelari arrivano nuovi dettagli sull'indagine dei carabinieri. Veronica Barbarino.
Schiaffi, pugni, calci e minacce sugli ospiti del centro diurno Anfas di Modica, farmaci somministrati da personale non abilitato e condizioni igieniche definite allarmanti. A distanza di alcuni giorni dall'esecuzione delle misure cautelari, i carabinieri rendono noti nuovi dettagli dell'indagine condotta dal NAS di Ragusa e coordinata dalla Procura. Dopo mesi di osservazioni, pedinamenti, ispezioni e intercettazioni telefoniche e ambientali, 2 le persone agli arresti domiciliari e altre 5 sottoposte per 1 anno al divieto di svolgere attività che comportino contatti diretti con soggetti fragili. Tra gli indagati c'è il presidente dell'associazione Anfas Modica, insieme a 6 tra volontari e appartenenti al servizio civile universale. Le indagini avrebbero documentato non solo condotte vessatorie e umilianti nei confronti degli ospiti della struttura modicana, ma anche una gestione igienico e sanitaria inadeguata e potenzialmente pericolosa. Durante gli accertamenti, infatti, sarebbero stati trovati roditori all'interno di sacchi di juta contenenti dolci destinati agli ospiti. E ancora, a somministrare i farmaci per le terapie farmacologiche dei soggetti fragili sarebbero state persone prive delle necessarie abilitazioni. Un insieme di circostanze che ha portato la Procura a ipotizzare a vario titolo i reati di maltrattamenti aggravati ed esercizio abusivo della professione infermieristica. A Marinella di Selinunte i carabinieri hanno eseguito 2 arresti in flagranza di reato, 2 fermi e denunciato 3 persone per 2 successive violente aggressioni in meno di 24 ore subite dalla stessa persona, un egiziano di 20 anni. E adesso andiamo a Trapani. L'ASP, per abbattere le liste d'attesa, che sono quasi 24.000, cerca medici di 12 discipline specialistiche per venire incontro alle esigenze dei pazienti. Ma sentiamo Laura Spanò. ASP di Trapani è ancora in affanno e questa volta il problema riguarda le liste d'attesa. I numeri spiegano perché ottenere una visita o un esame in tempi ragionevoli sia diventato così complicato. Le prestazioni arretrate sono quasi 24.000. Il commissario straordinario Sabrina Pulvirenti, alla guida della sanità trapanese da 12 mesi, rimarca il lavoro svolto dal giorno del suo insediamento e il recupero netto rispetto al passato e si appella alla situazione nazionale, dove le liste d'attesa rappresentano una criticità dell'intero sistema sanitario nazionale e sono condizionate dalla difficoltà di reperire medici specialisti. Governare le liste d'attesa, dice, significa ridurre progressivamente i tempi, aumentare la capacità produttiva, intervenire sulle situazioni fuori standard, garantire percorsi di tutela e prevenire la ricostituzione degli arretrati. Ma non significa promettere un azzeramento definitivo di un fenomeno che si rigenera fisiologicamente con la continua domanda di prestazioni. In questo senso l'ASP di Trapani corre ripari e cerca specialisti esterni, medici da reclutare con incarichi di lavoro autonomo pagati 80 euro per ogni ora di prestazione, con l'obiettivo dichiarato di recuperare le liste d'attesa accumulate. Al momento il problema più pesante riguarda la diagnostica per immagini, ma anche la branca neurologica. Tra i casi estremi in neurologia, quello di una donna di Marsala che, rivolgendosi a una struttura privata convenzionata con il servizio sanitario regionale, si è vista assegnare una visita per il 9 dicembre, quasi 5 mesi di attesa. Insomma, la fotografia in piccolo di un sistema sotto pressione. La Guardia di Finanza ha scoperto a Cefaru un'evasione fiscale internazionale riconducibile a una società che opera nel settore dei B&B e delle strutture ricettive di lusso. Contestati ricavi non dichiarati per oltre 1.300.000 euro e ritenute alla fonte non versate per 300.000 euro. Da oggi scattano i rincari del 18% sul costo dei biglietti per i collegamenti con le isole minori siciliane. Schifani, in prima linea, cerca una mediazione con le compagnie. Dure accusa di ferie degli alberghi. Rassicurazioni della Regione sono fuori tempo massimo, dicono. Sentiamo Luca Ciliberti. Scattano i rincari del 18% sui biglietti di navi e mezzi veloci per le isole minori siciliane operati in convenzione statale. Si tratta di un ulteriore aggravio che, secondo le stime di Federalberghi, sommandosi agli incrementi del 56% registrati a partire da giugno del 2022, porta il totale degli aumenti alla cifra insostenibile dell'84%. Eppure, proprio in queste ore il presidente della Regione Renato Schifani si è assunto la responsabilità della questione, affermando che farà di tutto per scongiurare gli aumenti. Pur trattandosi di una
una commessa di competenza statale e non regionale, spiega Schifani, faremo tutto il possibile per evitare che questo aumento ricada sui cittadini e sulle comunità delle nostre isole. L'assessore regionale alle infrastrutture e alla mobilità Alessandra Ricò ha avviato un confronto diretto con gli operatori economici per individuare soluzioni condivise, assicurando che chi ha acquistato i biglietti entro il 9 agosto non subirà variazioni tariffarie e che l'attuale stagione estiva è pienamente tutelata. Forte preoccupazione invece è stata espressa in queste ore dagli operatori turistici e dagli 8 sindaci delle isole Eolie, Egadi, Pelagie e delle altre isole minori che hanno chiesto la sospensione immediata dei rincari. Le rassicurazioni giungono quasi beffarde, fuori tempo massimo rispetto a una criticità nota da mesi, spiega Federalberghi delle isole minori siciliane. L'adeguamento dei listini di un servizio pubblico in convenzione risponde infatti a procedure complesse e calendarizzate, ben note al Dipartimento e alla committenza pubblica. Consentire che i nuovi listini scattassero proprio al culmine della stagione estiva significa esporre residenti, lavoratori pendolari, famiglie e imprese a un danno economico immediato. Adesso una breve pausa, poi parleremo della passione di un bambino di 9 anni per i pupi siciliani e della notte di San Lorenzo. A tra poco. Vi raccontiamo adesso la passione di Tommaso, un bambino di 9 anni innamorato dei pupi siciliani. A casa ne custodisce ben 74. Il piccolo puparo sogna di portarli in giro, rinnovando la tradizione siciliana. Orazio Longo. Tommaso, ma da dove arriva questa passione? Allora, questa passione è venuta da un ristorante a Taormina, mentre vedevo un cartellone dove c'era l'opera dei pupi. Perciò abbiamo visto dei pupi dentro quel ristorante. Io ho detto a mio papà, ma cosa sono queste cose? E mio papà mi ha detto, questi qua sono i pupi siciliani. Tommaso Laveni ha 9 anni e di Biancavilla, in provincia di Catania, ha una passione, i pupi siciliani. Ne ha 74 a casa, sono quelli della collezione della compagnia Roccazzella Amato di Via Grande, che negli anni 70 e 80 ha contribuito a mantenere viva una delle più autentiche espressioni della cultura popolare siciliana. Questa passione realmente ci ha colto di sorpresa e ha invaso casa praticamente. Come si convive con i pupi siciliani all'interno della casa? Ma realmente è come se abbiamo 74 figli. L'emozione più grande è l'incontro con Ignazio Buttitta a Palermo. Cosa ti verrebbe di improvvisare? Vediamo. Io, Rinaldo, principe di Montalbano. Papà mi dice che tu le scrivi, anche le storie scrivi. Sì, alcune storie anche le scrivo. Così anche me le memorizzo. E chi fa un panasciata? E chi sarà qualche palazzo? Io c'aio, noi chi è pietto, il l'orologio chiuso. E adesso parliamo della notte di San Lorenzo. In molti cercheranno di vedere una stella cadente, pronti ad esprimere un desiderio, ma al nostro telegiornale l'esperto dell'Unione Astrofili Italiani ci spiega che in realtà non si tratta di vere e proprie stelle e dà i consigli su come vedere al meglio queste scie luminose. Francesco Aloi. Le spiagge sono piene di gente, di giorno per fare un bagno ed abbronzarsi, ma nella notte di San Lorenzo si sta in riva al mare, a caccia delle stelle cadenti, che in realtà stelle non sono. Quella di San Lorenzo è una delle notti più attese, soprattutto dai giovani. Ovviamente non stiamo parlando di stelle, ma bensì di polvere e frammenti di roccia lasciati dalla cometa Swift-Atoll durante il suo orbitare attorno al Sole. Quella di San Lorenzo è una delle notti più attese, soprattutto dai giovani. Stelle cadenti, mare, godersi un modo per stare insieme. Un modo per stare insieme. Quindi si aspetta il buio e poi naso all'insù. Per vedere al meglio quelle che tutti chiamano stelle cadenti, però, ci sono dei piccoli consigli da seguire. Uno fra tutti, dare il tempo agli occhi per adattarsi al buio, tenendoli lontano anche dallo schermo del cellulare. Andare in un luogo buio, su una montagna piuttosto che su una spiaggia, possibilmente rivolta verso nord-est. Il consiglio migliore però appunto che sia una zona buia e lontana da lampioni e da luci artificiali.
Ma lo sciame meteorico delle Perseidi non si ferma alla notte tra il 10 e l'11 agosto. Non si limita solo alla notte del 10, anzi la notte migliore per poter osservare questo fenomeno è senz'altro la notte tra il 12 e il 13 di agosto. Vorrei tante cose, vorrei tutto quello che non ho avuto, quello che non ho visto, quello che non ho fatto. E allora pensate bene al desiderio da esprimere e fate attenzione, non ditelo a nessuno, altrimenti... Adesso una breve pausa e poi il calcio. Eccoci al calcio, è corsa contro il tempo in casa Catania per il nodo fideiussione. In caso di mancato adempimento sarebbe penalizzazione. Marco Carli. Le 23:59 l'ultimo orario utile. È corsa contro il tempo per la fideiussione in casa Catania per scongiurare la penalizzazione come avvenne 2 anni fa. Da ciò che emerge, il punto non è la somma di denaro con relativo CRO estero che arriverà, ma appunto il quando e diremo anche il perché si sia giunti ancora a questo punto. Pelligra, non avendo banche italiane di riferimento, non può operare come altre proprietà con garanzie appunto da istituti di credito nazionali, e ciò certo non aiuta, insieme alle tempistiche messe in atto dalla stessa proprietà che ora si sta adoperando per sbloccare la situazione. In caso di inadempienza potrebbero essere 3 i punti di penalizzazione per la recidiva. Arriverebbe poi la squalifica del vicepresidente A.D. Grella, che dovrebbe anche dimettersi dal comitato esecutivo della Lega. Se poi i soldi dovessero arrivare non stasera ma in tempo per la partita di Parma, gli etnei al Tardini, dove giocheranno con la prima maglia rossa-azzurra, potrebbero schierare i nuovi, se no nemmeno quello. La fideiussione, come si sa, è legata al monte ingaggi al momento sceso. Ponzi alla Reggiana lo abbassa ancora di poco, ma il mercato incide relativamente sulla questione. Jimenez piace all'Avellino, fino al 15 agosto c'è una clausola nel contratto dello spagnolo che, a fronte di 500.000 euro da versare in un anno da parte della società richiedente di serie superiore, si libererebbe in modo automatico. Il Catania sui tempi sarebbe anche disposto a trattare, ma non sulla cifra e sulla posizione di Patierno, giocatore gradito, ma che nell'ottica del club non può rappresentare uno sconto sull'operazione Jimenez, visto che la cessione della punta sarebbe già un risparmio in termini di ingaggio per gli irpini. In entrata vicino Vitale del Vicenza. Intrecci di mercato che saranno, ma che ovviamente passano in secondo piano, prima la fideiussione, poi il resto. Amichevole di lusso domani per il Palermo in Australia. Rosanero affronteranno la Juventus. Sul mercato Osti è al lavoro per definire alcune cessioni. Marco Gullà. Il Palermo in Australia affina idee e soluzioni in vista dell'esordio stagionale che sarà fra una settimana al Barbera nel match di Coppa Italia contro il Lecce. Domani alle 12 in Italia, rosanero che sfideranno a Perth la Juventus, un amichevole di lusso che metterà di fronte il Palermo ad una squadra che si sta rinforzando per provare a lottare per lo scudetto. La crescita della formazione di Inzaghi è evidente e l'ultima amichevole vinta contro il Melbourne ha sicuramente certificato i passi di crescita dei rosa. Mercato nel rush finale della sessione estiva, il Palermo concentra le energie sulle cessioni. Il caso più spinoso resta quello di Blanc, il centrocampista francese, fuori dai piani di Inzaghi, non ha ancora ricevuto proposte concrete. La sua permanenza forzata rischia di trascinarsi fino alla chiusura del mercato. Diversa la situazione degli altri partenti. Brunori aspetta la sistemazione giusta per rilanciarsi, mentre Diakité resta nel mirino del Waregem, club belga che ha già mostrato interesse concreto. Anche Buttaro è tra i giocatori in cerca di una nuova squadra. Solo definite queste uscite, il club rosanero potrà valutare eventuali innesti offensivi, magari legati alla cessione di Jasio e Duaron, gli unici due non inseriti nella lista dei partenti, ma comunque sul mercato. Il Palermo in entrata all'ok di Iker Almena, l'esterno offensivo spagnolo potrebbe arrivare in rosanero, ma il club deve prima cedere. È tutto per questa edizione di Sicilia 24, grazie per averci seguito, buon pomeriggio. Entra nel mondo dell'informazione con l'app Sicilia Web. Resta sempre aggiornato con le news e le live in diretta.